Per raggiungere il Colle Scraveion bisogna uscire sull'autostrada in direzione ponente ad Albenga, poi si prende la direzione di Zuccarello e subito dopo Zuccarello troviamo una deviazione che a sinistra dice Erli, che non dobbiamo prendere, e a destra in pochissimo tempo porta a Castelvecchio di Roccabarbena. Si sale un po' e passando dal villaggio di Roccabarbena si raggiunge il Colle Scraveion. Per raggiungere invece il gioco di Toierano, dal Colle Scraveion si scende in direzione di Bardineto e nei pressi proprio di Bardineto si gira a destra e andando in direzione di Toierano, dopo qualche chilometro, non ricordo bene quanto, si arriva a un punto sulla strada che è chiamato il gioco di Toierano. Ovviamente questa strada qua andrà a finire a Boissano, Toierano, così, che è vicinissimo all'uscita autostradale di Borghetto Santo Spirito, quindi è un'altra via che può permettere di raggiungere il gioco di Toierano. Buongiorno a tutti, siamo tornati qui nuovamente sull'Alta Via dei Monti Liguri. Siamo qui al Colle Scraveion e la tappa di oggi ci porterà, una tappa molto breve, al gioco di Toierano. Cercheremo come al solito di farvi vedere un po' gli spunti principali e non dobbiamo dimenticarci della tappa che abbiamo fatto l'altra volta, ovvero quella che dal Colle San Bernardo di Garesso ci ha portato fin qui al Colle Scraveion. Tappa molto comoda, 10 km all'incirca di camminata su sterrata larga. Io ricordo che anni fa fece anche questo pezzo anche in macchina. Diciamo che qualche buco c'era, però a parte la parentesi è una tappa in piano dove le caratteristiche principali sono ovviamente la vista verso il mare e parecchie paleoliche. Niente, siamo qua pronti a partire, sperando come al solito di regalarvi bei momenti in nostra compagnia. Si comincia. Se non ricordo male, anche questa breve tappa dovrebbe passare tutto o quasi all'interno del bosco. Ammirate i riflessi della luce, che è sempre qualcosa di meraviglioso. Mamma mia ragazzi, guardate quant'è imperiosa la Roccabarbena presa proprio dal sentiero. È impressionante. Non ricordavo questo punto qua. Snodo molto importante di tappa, come vediamo dai cartelli, qua c'è la deviazione porta alla Roccabarbena. Noi siamo arrivati di lì. Questa è, in mezzo a questa erba qua, il sentiero che porta alla Roccabarbena, che in questo momento è coperto dagli alberi, e la nostra direzione è questa qua. A volte è anche molto piacevole scoprire che ci sono delle varianti di alta via che accorciano il percorso, e la facciamo subito.
Questa alternativa di Altavia ci ha portato su un sentiero secondario, ma sempre comodo, che ci fa rigodere di questo spettacolo. Siamo ancora un altro fine tappa qui al gioco di Toirano. La tappa che abbiamo appena fatto è stata una tappa molto molto bella, caratteristica perché se 4/5 della tappa passa in mezzo al bosco, sì, però questi passaggi qua sono sia su sterrotelare, un po' di saliscendi su sentiero anche abbastanza stretto, e poi ci sono stati alcuni punti veramente magnifici, tipo l'incrocio tra l'Altavia e il sentiero che porta alla Rocca Barbena, che è stata come una liberazione dal bosco all'aperto, ma proprio un attimo, una cosa velocissima. E 10 secondi dopo quello squarcio sul mare che è stato incantevole. È una tappa di 5 km e 700 metri, se non ricordo male, almeno da quello che ho letto. Che consigli si può dare su questa tappa qua? È una tappa intermedia, diciamo, che come punto principale fa sicuramente la Rocca Barbena, non proprio sulla tappa, però io non conosco quel sentiero lì, l'imbocco sembrava abbastanza buono, però tra virgolette c'è anche un imbocco proprio al Colle Scravaio. Bisogna vedere com'è quel sentiero, perché vedere la Rocca Barbena sotto un certo profilo spaventa anche. È bella da un lato, però selvaggia, chissà come può essere il sentiero da andare su, però non conoscendolo, se uno vuole provare a affrontarlo, ricordatevi sempre sicurezza, perché i monti sono belli da vedere, anche salirci in cima è bellissimo, ma sempre in sicurezza. Io ci tengo a dire certe cose perché fanno parte di me e lo consiglio veramente a tutti. Bene, questa tappa è finita, ora ci vediamo per la prossima che parte qua dal gioco di Toirano, raggiunge il gioco di Giustinici, e come caratteristica principale c'è la salita al Monte Carmo di Loano, che è qualcosa di indescrivibile. Vi aspettiamo, alla prossima e buona Altavia dei Monti Ligure a tutti.